Paperback Writer. Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buongiorno, eccoci a Alta Tirature, sono Alessandro Gnocchi, questa è Radio Libertà, trasmettiamo dalla sede del giornale, alle mie spalle vedete lo schermo che utilizziamo quando alla sera esponiamo sul sito quali sono i titoli del giorno successivo. Ci sono tanti temi di cui parlare, sono tutti suggeriti dall'attualità. Il primo è il triste finale che ha avuto la vicenda del patentino antifascista richiesto dagli organizzatori agli editori per poter partecipare alla fiera della piccola e media editoria Più Libri, Più Liberi. Abbiamo visto già nella puntata della settimana scorsa quanto fosse grottesca la richiesta e anche completamente inutile, perché comunque nel modulo di adesione si spiegava appunto che l'editore accettava i valori della Costituzione, quindi di conseguenza anche l'antifascismo, ma si voleva nominare l'antifascismo proprio per, come dire, creare un caso e eventualmente escludere qualcuno. Bene, questa bizzarra iniziativa è stata letteralmente disintegrata dall'intervento di tanti uomini di sinistra che si sono detti schifati dalla cosa, ad esempio Massimo Cacciari, ma dico Cacciari perché è il volto più noto, ma ce ne sono tantissimi. Luciano Canfora anche ha detto che era un'idiozia assoluta. Tantissimi altri, Luca Ricolfi che ha fatto un lungo intervento in cui spiegava che ormai diciamo la sinistra ha ceduto alla destra alla battaglia sulla libertà d'opinione. Insomma è stato un Caporetto mai vista da parte degli organizzatori, che sono poi poi l'AIE, cioè l'Associazione Italiana Editori, ovvero come dire, l'istituzione più importante nel mondo del libro. Un Caporetto, autogol, adesso la situazione si è tranquillizzata, poi a dicembre, quando inizierà davvero la fiera, vedrete che ci sarà un cascame, un ritorno a questa polemica. Francamente ci sembra che gli organizzatori abbiano preso un granchio semplicemente enorme. Tra l'altro anche i costituzionalisti hanno contestato questa formula, no? Perché nessuno può essere, diciamo, come dire, messo alla porta perché non ha un patentino ideologico, che non dovrebbe essere richiesto nel caso di manifestazioni culturali, soprattutto come quella di Roma, che è pagata, diciamo, con un cospicuo contributo dello Stato. Sono 170.000 euro, sono tanti. Ecco, cioè, quello che forse potremmo dire per concludere questa vicenda è che se uno vuole far fuori e escludere qualcun altro da una fiera del libro, rinuncia ai fondi pubblici, faccia la sua fiera, metta le regole che vuole, però appunto, non faccia la censura a mie spese, grazie. Questo è stato il tema che ha tenuto banco in questi giorni. Dal punto di vista delle uscite librarie siamo decisamente sullo scarno andante, anche se tra poco arriverà un'ondata di gialli, gialletti, giallini, che sono il tipico prodotto che è da ombrellone, diciamo. Per cui andrei su un altro argomento che a me pare interessante. Ora, noi sappiamo che
Bob Dylan, premio Nobel per la letteratura, è sempre stato attento da un certo momento in poi, che possiamo collocare intorno alla metà degli anni 80, inizio anni 90, è sempre stato molto attento alla pubblicità, al mondo della pubblicità. Cioè molti si sono scandalizzati quando uscirono le prime pubblicità con le musiche di Dylan, rimasero scandalizzati dal fatto che quello che era considerato il profeta della rivoluzione, il profeta degli hippie, in realtà accettasse i soldi della grande industria per appunto vendendo le proprie canzoni per pubblicizzare dei prodotti. Effettivamente è un'incoerenza, però come dire, ci sta, nel senso che uno può anche cambiare idea, e forse Dylan a volte prende queste decisioni anche per evitare di diventare il monumento di se stesso, no? Sposa la contraddizione, se ne frega, e in questo modo rimane un essere umano, tutto sommato. Però c'è quest'ultima pubblicità che forse avete visto, che merita secondo me due parole. Cioè si vede soprattutto, devo dire, durante le partite del mondiale, nelle interruzioni e nel cosiddetto momento del cooling break, che è quel momento in cui la partita si ferma per 4 minuti per bere. In realtà sono 4 minuti studiati apposta per poter fare la pubblicità, non certo per idratare i calciatori. Ecco, in questi spazi si vede questa nuova pubblicità di una macchina ibrida, quindi elettrica, che viene appunto accompagnata dalle immagini di Bob Dylan in uno di quello che fu il suo concerto più famoso, il momento più epico della sua carriera, cioè quando a Newport nel 65 decise di mollare la chitarra folk, di mettersi a tracolla quella elettrica, scandalizzando il pubblico di questo festival, che invece era un festival folk di puristi. Poi qualcuno dice che non è avvenuto veramente lì, tutto quello che volete, ma questo non ci riguarda in questo momento. Ci riguarda il fatto che vengono prese proprio le immagini del momento in cui Dylan sale sul palco, prende la chitarra elettrica e attacca il primo brano elettrico, dicendo alla band di suonare forte. E dal pubblico poi gli gridano traditore, poi in altri concerti gli hanno gridato Giuda, perché appunto i puristi non potevano sopportare che lui passasse a uno strumento elettrico. Si vede appunto Dylan nello spot, in una delle immagini più famose, quella in cui appunto attacca Maggie's Farm. Maggie's Farm è una canzone molto particolare perché è una delle canzoni di protesta più dure di Dylan stesso, cioè non lavorerò più nella fabbrica di Maggie, non darò più il mio sangue per arricchire questi capitalisti senza volto, che è esattamente quello che fa Bob Dylan oggi, offrendo questa canzone che dovrebbe essere il simbolo della rivoluzione proprio a quel capitalismo senza volto che la canzone critica. È un cortocircuito, qualcuno si scandalizza, io lo trovo più divertente che altro. Certo, fa un po' impressione perché poi naturalmente è tutto giocato sul fatto che lui diventa elettrico, passa dalla chitarra acustica a quella elettrica, così come l'auto passa dal consumo a benzina al consumo invece elettrico, no? Comunque ibrido. Tra l'altro una cosa simile per la stessa marca di automobili 10 anni fa era accaduta, anche lì si giocava, erano le prime auto ibride, anche lì si giocava sul passaggio allo strumento elettrico da parte di Dylan, però non si vedeva e non si sentiva in quel momento preciso del concerto, che è quel momento invece iconico, per usare una parola che ormai viene usata in tutti i modi, anche le lasagne sono iconiche, ma qualsiasi cosa è iconico, la penna è iconica, tutto iconico, ma in questo caso però è iconico davvero.
Con questo direi di concludere la prima parte ascoltandoci Maggie's Farm di Bob Dylan. Buongiorno, eccoci alla seconda parte di Alta Tiratura. Io sono Alessandro Gnocchi, questa è Radio Libertà, trasmettiamo dallo studio del giornale e volevo parlarvi in questa seconda parte di un altro argomento che viene suggerito in realtà dall'attualità, visto che onestamente di uscite librarie degne di nota in questo periodo non è che ce ne siano poi molte. Volevo parlare appunto prendendo spunto da quello che è il numero dell'estate di una rivista americana che è stata molto famosa anche in Italia. Adesso il ramo italiano / europeo è andato un po' male dal punto di vista economico, però la rivista in America
va ancora bene, è una rivista, è un sito, si chiama Vice, la conoscete di sicuro, e questa uscita di Vice Magazine, che è un giornale che ha la ampiezza di un libro ed è famoso soprattutto per le sue illustrazioni non convenzionali, no? Cioè hanno fatto un grandissimo lavoro sull'immagine, per cui sulle immagini da mettere, da impaginare, per cui è anche un oggetto, diciamo, che talvolta confina o sconfina nell'artistico quasi, quindi è una bella rivista, costa 25 euro in Italia, è ampia però ed è molto bella sia come carta sia appunto come aspetto visivo, ma talvolta, dovete scusarmi, spesso è anche intelligente come tipo di fattura, come tipo di idee, diciamo sul versante diciamo più intelligente della sinistra liberal americana. Comunque questo non ha importanza per quello di cui vi voglio parlare adesso. Questo numero estivo è dedicato appunto all'immagine, di cui appunto Vice Magazine è esperta sicuramente, e alle immagini che oggi ci turbano. C'è un numero incredibile di servizi fotografici che spaziano dalla guerra e dove vengono mostrate, anzi vengono rievocate, perché mostrarle forse non è, non so, esistono in questo libro, comunque sono le immagini, le ultime immagini dei soldati ucraini e russi davanti al drone che li ha ammazzati. Ci hanno fatto un libro disturbante, io ce l'ho, proprio perché, come dire, essendo estremo, è qualcosa che voglio conoscere, anche diciamo dal punto di vista non solo del contenuto, ma anche di come è veicolato il contenuto. Comunque, questa è teoria. Quindi queste immagini ci turbano, poi però ci sono altre immagini che vanno dagli hooligans della Birmania fino ai trans dell'Idaho, ma insomma quello che qui ci importa dire è questo, cioè che secondo i redattori di Vice Magazine, ed è un'idea che possiamo prendere in considerazione anche noi, c'è stato un momento in cui la fotografia ha smesso di essere un documento perché è diventato impossibile stabilire se è vera o falsa. E il fatto che sia vera, in fin dei conti, non conta più, proprio perché non è più un documento. Naturalmente stiamo parlando degli sviluppi dovuti all'intelligenza artificiale, ma quello che è interessante secondo me è che questo momento viene fatto coincidere con lo scoppio, l'esplosione direi mondiale del caso Epstein. Conoscete sicuramente questo caso di questo finanziere americano, amico di tutti i VIP, Bill Gates, Noam Chomsky, Obama, tutta questa gente qua, ai quali lui offriva servizi finanziari, ma anche offriva donne giovani molto belle con le quali fare sesso in una delle magioni che metteva a disposizione. Molti ci hanno rimesso, come dire, la faccia, giustamente, e anche il lavoro. Il principe Andrea è stato emarginato dalla famiglia reale, principe Andrea che era grandissimo amico di Epstein. Insomma, però, quello che dice Vice Magazine è che quando c'è stato questo caso di cronaca, sono girate così tante foto di Epstein con personaggi famosi che alla fine era letteralmente impossibile dire questa foto è falsa, perché non so, si vedeva quella che fa da copertina alla rivista è una foto di Epstein con Michael Jackson,
vera, falsa? Come si fa a sapere? È impossibile dirlo, perché è perfettamente plausibile che Jackson conoscesse Epstein, ma senza avere le carte in mano del processo è anche impossibile stabilire se sia stato veramente in quella posa accanto ad Epstein quando è stata scattata quella foto. E leggendo la rivista, in quel caso l'immagine è vera, ma ce ne sono tantissimi altri casi in cui l'immagine è completamente inventata, per cui ci sono stati personaggi famosi di tutti i tipi accostati nell'immagine a Epstein, eppure non erano immagini reali, erano immagini create con l'intelligenza artificiale. Quindi, diciamo, forse un giorno ricorderemo il caso Epstein non solo per quello che ha comportato dal punto di vista della credibilità delle elite che ci governano, ma anche come il momento storico in cui la fotografia ha cessato di essere un documento per diventare qualche cos'altro, cioè per diventare qualche cosa di forse di creativo. Non sappiamo ancora cos'è una fotografia falsa fatta con l'IA, cioè nel senso non abbiamo ancora deciso se è un'opera d'arte, un gioco, una truffa, forse tutte queste cose di volta in volta. Fatto sta che non c'è ancora però una riflessione vera e propria sullo statuto di queste immagini, e in Vice Magazine ci sono delle interviste a critici d'arte, a studiosi di sociologia e di fotografia, che appunto ci fanno vedere come il dibattito sia aperto. Beh, ma pensateci, è una cosa veramente epocale, cioè la fotografia che per noi, salvo alcune elaborazioni di artisti, è, come dire, la prova provata di quello che è successo, non è più tale. Abbiamo perso uno strumento fondamentale per documentare la realtà, ma questo avrà delle conseguenze, cioè cos'è la realtà? A questo punto dovremmo rimettere in discussione la nostra percezione di quello che è reale. Sono discorsi complessi. Io sono spettatore di questo dibattito, non sono in grado di articolare una teoria neanche terra a terra, però l'argomento secondo me è molto interessante. Cos'è un documento? Cos'è un'immagine? Cos'è la realtà? Non so se il caso Epstein sia l'inizio di un'altra epoca, però potrebbe anche essere, e in questa rivista, ricordo Vice Magazine, è diciamo spiegato piuttosto bene, anzi la cosa più divertente è che in realtà non è spiegato, proprio per lasciare questa ambiguità. Ci sono degli articoli che affrontano l'argomento, ma poi viene abbandonato nel mare magnum delle immagini, e lì appunto puoi sperimentare direttamente quello che ti viene detto, è vero o è falso? Chi lo sa? Avete ascoltato Alta Tiratura.